Eccoci, buonasera a tutti. Che calcio che fa, quinta puntata, siamo qui a Lombardia TV, canale 99 più tutte le altre frequenze per la Liguria, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio. Che calcio che fa, sappiamo che è un piccolo format che unisce ovviamente la TV, la radio e il web. Abbiamo sempre degli ospiti in ricambio appunto perché portano le loro testimonianze, anche le loro novità editoriali, perché è gente che scrive ma anche che canta, perché abbiamo avuto anche degli cantautori, abbiamo avuto dei grandissimi artisti, insomma è una situazione dove al centro c'è comunque il calcio, perché si parte dal calcio per arrivare ad altro, oppure si parte da altro per arrivare ai soliti temi calcistici che in questa settimana hanno avuto comunque dei riscontri, ovviamente quelli della settimana, della metà settimana, quindi la Champions e l'Europa League. Le italiane si stanno comportando abbastanza bene in questo periodo, è uno dei temi che affronteremo con i nostri ospiti e ovviamente vado subito a presentarli. Allora, alla mia sinistra, amico già da tempo di Che calcio che fa, ho l'onore di avere il giornalista TV e scrittore Luca Serafini. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, è un onore per me. Eccoci, mentre invece dall'altra parte, sempre un po', perché qua c'è un po' di colore rosso-nero, abbiamo proprio quello che viene considerato il milanologo, con questo nuovo personaggio, poi vedremo quanto si farà, insomma, nel tempo, e sta crescendo a poco, il piacere di avere appunto il milanologo Alessandro Carra. Buonasera Fulvio, grazie per l'invito, soprattutto con un maestro rossonero come Luca Serafini. Ecco, va bene, è iniziata diciamo la puntata in colori rossoneri e andiamo avanti, però io appunto prima quello che stavo dicendo era proprio legato al fatto che esistono i nostri ospiti, producono, scrivono, sono molto creativi, e parto proprio da Luca Serafini che nel 2018 ha fatto editare tramite la casa editrice Albatros un romanzo molto interessante, carino, sensibile, come Lady Stalker. Adesso vediamo un attimo la slide, eccola qui la copertina, che è basata su un fatto vero, e poi direi anche di far vedere il secondo contributo che invece riguarda la passione milanista, in quanto tu sei direttore, giusto? Sì. Direttore di 120 Milan, questa nuova rivista, è arrivata forse alla terza uscita. Alla terza sì, uscita. Allora, da dove vuoi partire? Lady Stalker o 120 Milan? Lady Stalker parto perché poi ho avuto l'onore anche di presentarlo qui a Crema alla Mondadori, grazie a te, e perché dopo un anno e mezzo continuano le presentazioni, sono già programmate nel 2019 a Pesaro, a Napoli, e ancora in Puglia. Me ne avrò fatte già una ventina, c'è stato un grande interesse per una storia vera molto particolare. Sostanzialmente il sottotitolo potrebbe essere Criminale a 80 anni, no? Una donna, e tra l'altro criminale a fin di bene, perché Ovviamente ha fatto quello che ha fatto per riunire una famiglia. 120.000 è un'idea dei fratelli La Scala, milanisti integralisti talebani, che volevano celebrare i 120 anni del Milan. I fratelli Luigi e Filippo La Scala, Giuseppe e Filippo La Scala, sì, sono editori anche di Radio Rossonera, e mi hanno parlato un anno e mezzo fa di questo progetto di un quadrimestrale che abbracciasse non tanto e non solo la storia, tabellini, le partite, i marcatori, perché non c'è una montagna di libri, ma la cultura e la storia rossonera. Io ti devo dire con grande presunzione che grazie ai collaboratori, cito su tutti Massimo Veronese del giornale, che è fantastico, Luigi La Rocca, Stefano Melegari, Vittorio Mentana, sì, che ho voluto intorno con me per fare. Poi ci sono Andrea Saronni, Marco Dell'Acqua, degli scrittori del Milan. Abbiamo fatto un'opera molto particolare, parlando del Milan nel cinema, nel Milan nell'arte, nel Milan della musica, nel Milan in cucina, tracciando dei ritratti. Nel primo numero c'era un'intervista a Lorenzo Buffon, che credo sia oggi il più vecchio ex giocatore del Milan vivente. Quanti anni? 90 anni. Fa 90 anni quest'anno, quindi ne aveva, cioè è nato 30 anni dopo la fondazione del Milan, è stata una colonna dei ritratti come
quelli di Lidon, come quello di Zaccheroni. Dicevi della presunzione riguardo a che cosa? In che parlavi prima, ho avuto una presunzione nel fatto di accostare di aver fatto un bel prodotto. Un bel prodotto. Un bel prodotto nel senso che io vivo nell'editoria da 40 anni, vivo il Milan da dentro e raccontarlo da 30, purtroppo da 35 perché il tempo vola, e difficilmente, io lo dico con molta presunzione, non ho trovato una rivista che avesse un'argomentazione del Milan così. Per esempio, lo spazio che diamo ai tifosi, oltre ai club Malta, dell'Indonesia, è su degli artisti che il mondo non conosce. Ci sono degli artisti olandesi che fanno dei murales solo su Seedorf, in giro per l'Olanda, quindi vedete che roba fanno. Ma è meraviglioso. Sì, ci sono tante storie, secondo me è diventato un trimestrale godibile anche per chi non tifa Milan. Certo. Perché poi ci trovi naturalmente la parte enogastronomica anche, no? Sì, l'intervista a Cracco, che è milanista, Gianmarco Tognazzi, con Diego Abatantuono, con Laura Pausini, cioè, tutti i personaggi che ti raccontano cos'è il loro Milan. Abbiamo fatto il sondaggio tra 120 VIP, con un lavoro che non ti dico è durato per mesi, perché votassero il loro allenatore di sempre del Milan. Questa è la copertina del numero 1. Del numero 1, sì. E ha vinto Sacchi davanti ad Ancelotti. Non avevo dubbi. Davanti ad Ancelotti, terzo, buon terzo, con tanti voti in Enrico Rocco, e questo mi ha reso molto felice perché è stato fondamentalmente l'allenatore della mia infanzia, delle mie prime gioie, delle prime grandi delusioni. Il Milan è una grandiosità, come sta dimostrando in questi anni, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, non ha le mezze misure e quindi tempera il carattere dei suoi tifosi. No? Immagino, in questa situazione un'operazione innanzitutto lodevole e meravigliosa perché... Sono 200 pagine numero, tutti gli articoli sono anche in inglese. E sono tutti da tenere, quindi questa non è una rivista usa e getta, è proprio una rivista da collezione, no? Come esistono i Rolling Stone, il Moio... Questa non è l'unica pecca che cerchiamo di trovare il modo di colmare con degli artifici è l'attualità, perché in un quadrimestrale è difficile. Nel secondo numero, che è nato luglio, abbiamo fatto un esame molto particolare, analitico, dell'ultima stagione, l'ultima firmata Gattuso, per avere anche il testo di mettere di volta. C'è un profilo su Maurizio Ganza su questo numero, legato così anche al Milan femminile, calcio femminile, devi districare. Guarda, ti dico onestamente, l'operazione della Scala è stata folle, perché un cartaceo di 200 pagine nel 2019 di questo tipo, sì, è un'operazione in questo momento in cui l'abbassamento della cultura lo vediamo in tutti i settori, no? Esatto, il cartaceo è uno strumento, è un prodotto sempre meno difficile. Quando loro me ne hanno parlato da Quito, dentro di me ho detto sono pazzi. Poi pian piano ci siamo messi lì, sono molto felice invece di aver condiviso sono felice anch'io conoscendoli, conoscendo te, di questa operazione, perché effettivamente è difficile trovare un editore folle visionario. Sì, un folle visionario. Nel 2019 bella la definizione. Loro sono folli visionari. E devo dire che sono stati premiati perché ha attecchito moltissimo fra i club. Sai, poi i tifosi delle squadre di calcio, non solo del Milan, sono tifosi lontani, perché quanti possono andare a San Siro a vedere il Milan o l'Inter, quanti juventini possono andare a Juve, quindi ti nutri di tutto ciò che è l'indotto. Sì, però ti nutri anche di cose molto interessanti. Non c'è un abbassamento di qualità, perché anche il juventino oggi si nutre volentieri anche degli ultimi 8 anni degli ultimi risultati, vabbè. Però anche la rivista che usciva mensilmente, quindi Forza Milan, riportava è nato il figlio di questo, la fotografia, l'altro era l'intervista del calciatore, cioè alla fine è tutta una cosa che era un clone di quello che tu vedevi nel rapporto tra Milan Club, della vita diciamo sociale nel territorio, e al tempo stesso delle cose che tu vedi in televisione. Invece andare a prendere dei settori che fanno parte della nostra vita con un animo più colto, ovviamente, e vuol dire trasmettere raccontando storie. Raccontando storie. Per esempio sul numero 3 ho fatto scrivere Fabrizio Redaelli, che della Redaelli Associati di Milano, lui lavora per Eagle Picture, per Almastur, che è il proprietario anche di Metà Sport Italia, eccetera, eccetera. Ha lavorato per tanti anni per il Della Valle, ha fatto un pezzo come se un papà uscisse dallo stadio con un bambino e il bambino gli chiedesse chi è il presidente del Milan.
Il papà gli deve spiegare non solo che cos'è un fondo, ma soprattutto perché si avvicina al calcio, qual è l'interesse di un fondo, per poterlo spiegare alla gente, perché è la grande domanda di questi ultimi 3 anni. Perché è vero che gli stranieri comprano i club in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Italia, e va bene, questo ormai sono più abituati, hanno già del dato. Globale, esatto, del globale. Per noi è nuovo. Ma il Milan il fondo è un fatto nuovo, poi tra l'altro non è il fondo, non è un fondo, è il fondo più importante, più grosso e più ricco del mondo. Certo. E allora cerchiamo di spiegare in parole povere che tipo di interesse c'è. Beh, forse anche per dare un senso a tutta l'operazione e quietare anche il tifoso medio che magari rimane un po' destabilizzato, Certo. passando ovviamente dalle grandi famiglie come quella appunto di Berlusconi, Sì, Moratti per l'Inter, certo, c'è stato questo niente. tsunami che a livello culturale non è facile No, da certamente capire. no. C'è un fondo di anonimità nella proprietà del fondo Milan, che ha un presidente, diciamo, di facciata, ma i proprietari non hanno mai parlato, non hanno mai detto una virgola, eppure il fondo Elio sta scoprendo una cosa che noi sappiamo benissimo, se ce l'avessero chiesta noi 3 gliel'avremmo detto. Il fondo Elliott è il fondo più importante del mondo, ha un asset da 34 miliardi all'anno, distribuisce degli utili tra il 13 e il 14% agli investitori da 20 anni, fa delle operazioni tipo una causa alla Corea o all'Argentina, vincono delle cause multimilionarie, vedi il servizio al telegiornale, leggi un articolo su Corriere e poi però finisce lì. Da quando sono i proprietari del Milan, il fondo Elio tutti i giorni è su tutti i giornali italiani, che è lo stesso concetto per cui Berlusconi aveva già, anche Moratti aveva già una storia, non solo perché era il figlio di, ma nessuno sapeva chi fosse. Berlusconi aveva già Milano 2, Telemilano, però insomma il calcio De Benedetti entra in un ristorante, in una trattoria con Cellino, la gente riconosce Cellino, De Benedetti certo. 6 su 10. Ecco, il fondo Elliott è così. Se tu avessi chiesto un anno fa alla gente cos'è il fondo Elliott, non lo sa nessuno. Oggi non sa nessuno ancora, ma almeno capisci che sente che è un qualcosa. Perché l'esposizione che ti dà del il calcio non te la dà nessuno. Pellegrini, il presidente dell'Inter, aveva un'azienda di ristorazione come quelle con i buoni, i ticket, che si chiamava, e aveva un giornale che parlava dell'azienda, reclamizzava i prodotti, si chiamava 1000 forchette. Divenne presidente dell'Inter, in un anno hanno cambiato la testata, si chiamò 100.000 forchette. Era cambiato, adesso sono milioni, visto che fattura 500 milioni, una cosa del genere. Ma l'Inter fu il veicolo, non credere, sai. La Pellegrini l'Inter fu, certo, una grande azienda. Ci fu la famosa battuta dell'avvocato Agnelli, che parlando col fratello disse: lo sai che l'Inter è stato preso dal nostro cuoco? Sì, perché dava ovviamente i passi a Villar Perosa e poi da lì effettivamente è cresciuto come gruppo in maniera esponenziale. Perché il calcio è questo, Zamparini, le attività sue, dimmi come. Insomma, praticamente mi stai dicendo che nessuno ci perde a quel livello nel calcio, almeno come esposizione mediatica. Ma me l'ha sempre detto per tutta la sua carriera. Ricordati che nessun presidente nella storia del fa calcio qualcosa ancora adesso. Rimesso un euro. Perché? Ma adesso ha ragione di più, perché sì, secondo me ancora l'unico, c'è stata un'eccezione poi che si chiama Massimo Moratti. Massimo Moratti è l'unico presidente della storia che ha preso il libretto di tasca sua. Per Berlusconi firmava Fininvest. La Fininvest aveva 460 milioni di utili alla fine degli anni 2000, del primo decennio, e Berlusconi diceva: no, non sono 460, sono 300. 160 vanno al Milan, 200 milioni di utili, no, 120, 80 al Milan, ma era Fininvest. Silvio Berlusconi, il suo patrimonio personale, non ha mai fatto una. Non è stato intaccato, non è stato intaccato. Certo che no. Lo stessa cosa per la famiglia Agnelli, non è mai stata una cosa della Gemini o della Fiat. Quindi essendoci poi un problema nel gruppo Mediaset, è ovvio che è andata a scemare quella situazione e quindi lui ha dovuto lasciare questa situazione, poi c'è tutto un qualcosa dietro. I figli non volevano, c'erano mille situazioni, però crollano le società, falliscono, vanno in cima. Gherardi del Parma, lui le sue cose se le ha messe via. De Laurentiis non è che ha comprato il Bari perché tifa Bari, no, perché ha capito che il Napoli alimenta la Filmauro, non viceversa.
Ne parleremo, è un argomento... Uno stipendio da 1,5 milioni all'anno. Alessandro, insomma, hai visto qua c'è già stata una bella parabola, una bella evoluzione di argomenti e Milan, come vedi Luca ne ha tantissimi da proporre. Allora a questo punto qua partiamo subito con la carrellata degli argomenti di Che Calcio Che Fa, dopo questa bellissima introduzione da parte di Luca Serafini. Andiamo con la prossima slide e vediamo, eccolo. Ciaone, vedete che sul fondo abbiamo un allenatore, poi 2 allenatori che si sono avvicendati, uno Giampaolo, dopo appunto Gattuso, e l'ultimo che è Pioli. Quindi questa situazione si è verificata, poteva essere in un qualche modo bloccata inizialmente, dando la giusta delle garanzie alla bontà del lavoro di Gattuso dell'anno scorso ed evitare questo tsunami che dopo alla fine si riflette in una classifica che è in un progetto che si è bloccato. Guardi, sicuramente l'inizio di stagione Milan deficitario parte dalla scelta della società e anche dell'allenatore passato di dimettersi, ma principalmente la società di non confermare Gattuso nel progetto e non difendendolo mai anche a livello mediatico durante la stagione, e l'errore grosso è passare da un allenatore come Gattuso e fare uno switch completo passando a un allenatore come Giampaolo, che penso sia agli antipodi sia come idee calcistiche che come altro, anche come gestione dello spogliatoio a Gattuso. Quindi il Milan probabilmente, nel caso avesse voluto sostituire Gattuso, doveva procedere sulla falsariga di quell'allenatore, non andare a switchare completamente e più o meno con la stessa squadra, perché gli inserimenti titolari all'interno degli 11 di oggi, a parte Teo Hernandez e Benasser, non ci sono tanti nuovi che stanno giocando in maniera fissa all'interno degli 11. Pioli si sta presentando un po' in mezzo, sta gestendo un po' meglio, sta dando un po' di ordine all'interno della squadra, delle idee un po' più semplici e meno complesse di quelle che il maestro di calcio cercava di mettere nella testa dei giocatori, quindi meno confusione, più chiarezza. Adesso servono un po' più di punti perché la classifica è davvero deficitaria, purtroppo. Luca, col senno di poi la scelta, diciamo, di aver preso Giampaolo all'insegna del gioco, perché era questa la cosa un po' iniziale, è stato effettivamente un po' un azzardo da parte del duo Maldini-Boban, cioè pensare di essere più pragmatici, pane al pane e vino al vino, essere più pratici, vediamo un po' quest'anno, cerchiamo di crescere senza mettere del fumo negli occhi ai propri tifosi. Intanto è stata solo di Maldini, perché Boban se l'è trovato lì e Giampaolo non l'avrebbe mai preso. Secondo, non è stata solo una scelta di Maldini, ma è stata accompagnata da un esercito di violinisti, perché da tanti tesserati, opinionisti, giocatori, ex allenatori, bravissimi, Giampaolo, il professore, insegnante, eccetera. Tanto che anche io stesso, che non l'avrei mai preso, alla fine ho detto, beh, vediamo. Quale sarebbe stata la tua scelta? Mantenere Gattuso? No. Sì. Beh, sicuramente sì. Non potendo Gattuso? Però, esatto, realisticamente investire tutte le fiche su Antonio Conte. Tutte le fiche. Dare subito. Ma assolutamente era lui l'allenatore. Antonio Conte è l'unico allenatore che vale 10 punti. Vale 10 punti. È un allenatore per cui alla fine della stagione la tua squadra ha fatto tutto il massimo. Allora aspetta subito, ti fermo subito. Una cosa di più. Ti fermo subito, chiedo alla regia la slide numero 6, anticipiamo la slide numero 6 perché Luca va oltre, eccolo qua. Quanto vale l'allenatore? Eccolo qua, abbiamo 3 allenatori, sì. Uno che ha un progetto ben preciso da qualche anno con l'Atalanta, che è Giampiero Gasperini, abbiamo Conte che si inserisce da un momento all'altro con qualche giocatore che ha comprato lui su un progetto già iniziato da Spalletti di 2 anni, dall'altra parte Sarri che ha un suo DNA di gioco che è stato visto nel Napoli e nel Chelsea e che si trova a cimentarsi ovviamente in una squadra, in una società molto difficile e bloccata come quella della Juventus, e lo vediamo. Quindi sono giusti questi parametri, 20, 40 e 30 mi sembra? Io cito sempre quello che mi hanno detto gli allenatori, ce n'era uno in particolare, ce n'è uno al quale io sono affezionato, perché il mio secondo padre è Nedo Sonetti, che adesso non allena più da tanto tempo, e che era assestato con Sacchi, Atalanta, San Benedettese, sì, lui è tuttora il recordman italiano con Gigi Simoni di promozioni.
Sì, infatti veniva chiamato sempre a campionato in corso per salvare, sì, per salvare oppure in Serie B per sull'Ascoli, il Brescia, che ha cambiato tantissime squadre, un sacco di squadre. E lui mi diceva: l'allenatore non può valere più del 30%, il più bravo di tutti vale il 30%, perché ti può far dare alla squadra quel 30% in più che manca. In che modo? Con l'organizzazione, la disciplina e in maniera... È tanto, perché molti dicono 15-20. No, ciascuno dia al massimo, ma il massimo che può fare... Però può valere il 100%, lo faccio come dice Sonetti, al contrario. però può valere il 100% se fa dei danni. Se fa dei danni può distruggere tutto. È un disastro. Sì, ma al massimo, e con te il 30%. È un 30, è un 30. È il massimo che poi io, perché alla fine... La fortuna dell'allenatore la fa la squadra, mai viceversa, mai, perché Conte può essere il più bravo della terra, farci fare, pensa che se tu ci pensi, la stima che ha guadagnato Antonio Conte l'ha guadagnata da tutti universalmente nelle uniche 2 stagioni in cui non ha vinto nulla, il biennio nella nazionale, perché lui ha fatto giocare, ha ottenuto un risultato con l'Italia straordinario, con una delle squadre forse la più modesta del ha fatto capire che datemi dei giocatori superiori, certo, che forse... Ecco perché poi tra l'altro al suo modo lui si impone. Lui stava lasciando l'Inter quest'estate, quando c'è stata maretta fra Suning e Marotta, perché la questione Icardi stava facendo arrabbiare molto la proprietà. Per queste condizioni non arriva Lukaku. Conte ha detto: beh, io me ne vado. Lui fa la guerra, no, lui impone delle scelte agli Agnelli: non vuoi, me ne vado io. Ad Abramovic: non vi va bene, vado io. E all'Inter era uguale, perché lui ottiene il massimo. L'Inter sta facendo il 30% in più di quello che farebbe con un altro allenatore in questo momento, perché questa squadra ancora oggi non vale un punto in meno della Juventus. No, infatti. Invece è un punto se fosse il Milan, fosse stato al Milan, come l'avresti, sarebbe Milan, stato secondo a un punto insomma, o no? Come l'avresti visto? Il Milan l'anno scorso ha fatto 68 punti, ok? È stato terzo fino a 7 minuti dalla fine del campionato. Non ha venduto nessuno di quell'ossatura e ha preso dei ricambi che più o meno utilizzati, ma hanno migliorato sicuramente numericamente la rosa. Beh, anche magari qualcuno che ha qualità. Sicuramente l'hanno migliorata numericamente, perché hai delle scelte. Adesso hai 2 centravanti e non ne hai uno solo, anzi forse ne hai 2 per farne uno, ma comunque ne hai 2. Poi hai recuperato Buonaventura, i 2 terzini di sinistra, i 2 destri, i centrali. Non avrei mai fatto andare via Abate e Zapata, ma queste sono altre cose. Mettendo questi uomini parti da 68 punti, io ne posso fare 70 quest'anno, 71. Se tu poi prendi l'errore, non è di Maldini, l'errore è di Giampaolo. Giampaolo, se è una persona, non voglio offendere, appena furba, il professore di algebra deve capire dopo 3 giorni che è milanello che questi qui fanno la quinta elementare e non può insegnare l'algebra loro. Allora sii furbo, torna indietro, parti dal pallottoliere e della B, come fa Pioli, poi piano piano, certo. Questo è iniziato il lo so, questo è quando... Castiglieco seconda punta, Cialanoglu davanti alla difesa e Bolini mezz'aria, è uno da prendere per l'ambulanza. Poi ha ricambiato la seconda, ha ricambiato la terza, ha cambiato modulo, quindi era in totale confusione. Suo, perché le basi, io non ho dubbi che la Sampdoria... Perché il Milan che precampionato volava? Perché c'erano i Primavera. E quindi potevi pilotare. Perché prendono l'algebra prima di quello che pensa di essere all'università, invece è ancora in elementare. Quindi lo spogliatoio del Milan è così. Domando a lui, allora, visto che si parla di algebra, allora questo organico in mano a Conte, no? Avrebbe dovuto quindi reagire maggiormente di dai più. L'Inter a Giampaolo. Esatto. Certo. Fai per una questione di osmosi. Quindi vabbè, di sicuro non saremmo vicino alla Juventus, perché il mercato non ce l'avrebbe permesso di andare a comprare colpi come Lukaku a 75 milioni, Barella, Sensi e tutto il resto. Ma di sicuro, come dice Luca, la rosa del Milan che l'anno scorso ha fatto 68 punti, la base era buona, dovevi aggiungere qualche punto in più, e qualche punto in più molto probabilmente potrebbe valere la 4ª posizione o la 3ª,
tranquillamente per andare a qualificarsi in Champions League e soprattutto partire con l'anno 1 l'anno prossimo, perché ogni anno noi ripartiamo dall'anno a zero, e sono d'accordissimo con Luca sul discorso che Giampaolo è il primo responsabile, e onestamente anche chi l'ha scelto non è che probabilmente doveva conoscere prima il tipo di allenatore a cui andavi a affidare la divento matto squadra. su questo. Quando ti dicono che c'è stata una battuta nella conferenza stampa che diceva l'Inter testa bassa a pedalare, Conte ti dice già che devi guardare il terreno, testa bassa, è caduto nel trappolone, testa alta e giocare a pallone. È caduto nel trappolone, molto probabilmente. È un trappolone questa cosa. Ma certo, lui ci è caduto in pieno. Questo è il DNA, questo è il DNA. Infatti quella risposta di Giampaolo è piaciuta molto anche a me. Perché nel DNA? Perché nella storia ognuno dei tre grandi club, poi a scalare se vuoi potremmo parlare anche di Napoli, però Juve, Milan e Inter hanno un DNA molto preciso da mezzo secolo, che è quello che vivo io. Tu dici la Juventus si basa da sempre sul valore del giocatore e lo spreme come un limone, e nella sua storia Cabrini 27 anni via, Tardelli 28 anni via, Causio fino a Del Piero, Anastasio, Buffone, Zoff non lo c'entra nemmeno, Inzaghi, Baggio, Ravanelli, via devono essere funzionali alla causa. Perfetto, ecco perché Sarri è Giampaolo, ma Sarri è più furbo. Arriva alla Juve e qui se comincia a far Sarri vado tutto per aria. La Juve è la stessa di Allegri, ma Sarri è una persona per bene, è furba, e l'ha detto, qui non vedrete mai. La battuta che mi è piaciuta tantissimo è stata quella: io preparo tutto fino alla tre quarti, sapendo di avere un problema col CR7, e dice poi davanti se la vedono loro. Zaccheroni, che se tu parli oggi con Maldini, Costa Curta, Albertini, è uno di quelli che hanno insegnato di più al Milan dopo Sacchi, te lo dicono tutti, perché è un certo tipo di gioco, il famoso dogma tra i difensori, ma alla fine diceva loro, poi quando siamo in difficoltà lunghissima davanti, e con Birov, Ganz, UEA e Leonardo qualcosa succede, certo. Perché bisogna essere pratici, come il bravo professore che ti insegna le equazioni. Io ho cominciato ad andare male in matematica quando sono subentrate le lettere. Ma come, dico, non è una questione di numeri, no? A più B, io ho finito di capire, non avevo proprio, non ti dico le parentesi, la graffa, la quale. Però avevo un professore di matematica fino alla seconda liceo, poi purtroppo se ne andò, che continuava a usare i mandarini e l'uva. C'erano quelli bravi che si sentivano presi per i fondelli, però ma siccome ha trascinato gli altri. Erano bravi. Io avevo una bella sufficienza in matematica e mi era più facile studiarla. Se tu non hai questa sensibilità in uno spogliatoio e pensi che Bakayoko possa capire l'algebra, o se la possa capire Leao, gli integrali o che ne so io, chi ti pare a te, Bakayoko e Leao, dico, perché uno è un ragazzino che fa l'offeso in queste settimane perché non gioca, fai l'offeso. Quando camminano per i corridoi di Milanello tu dovresti mettere un collarino così e dovrebbero riempirti, come fece Gullit. Gullit arrivò al Milan in via Turati come se fosse ieri per la presentazione, tutti che lo aspettavano, lui foto per foto si è fatto spiegare dalla persona che aveva vicino, che era Guido Susini non a caso, che era questo, che fece quella battuta famosa Rabbish, che fu detta, ha detto che questa è immondizia, che voleva dire tutta un'altra cosa. Comunque questi girano. Era stato catechizzato persino Gullit. Perfetto. Figurati Bakayoko. Però ci arrivava da solo. Bakayoko e tutti questi ragazzini. Ma io ho detto Bakayoko, ma mezza squadra, Piontek. Il problema di Piontek qual è? Lui conta i follower adesso. Lui conta quello che varrà il giorno in cui cambia squadra. Io lo darei via a gennaio. Quella è stata una cosa terribile, quell'uscita lì. No, ma poi nell'intervista c'era una frase, perché queste cose Pioli le sta vedendo tutte, e infatti finisce in panchina presto, te lo metto per iscritto. Ha detto: la cosa che mi ha emozionato di più del Milan sono stati i suoi tifosi. La prima volta che sono entrato a San Siro io avevo le cuffie, ma mi chiamavano talmente a gran voce che li ho tolte e li ho salutati. Allora, fermi tutti. Il problema non sono i cellulari prima della partita.
Il problema è che la risposta lo fanno tutti e è poco intelligente, non mi interessa. Cristiano Ronaldo può anche giocare a flipper. Maradona si alzava dall'hotel Brun a Milano in via Novara all'1:30 quando la partita era alle 3. La squadra era già a San Siro, prendeva il taxi e era a San Siro, non mi interessa cosa fa la Juve, può fare quello che gli pare. L'Inter non lo fa sicuro perché ha qualcuno che glielo impedisce, ma non è questo il problema. Io penso che tu non puoi pensare come Pionte che quando arrivi al Milan arrivi nel club che ha vinto tutto e quindi sei arrivato anche tu, perché tu non vinci più neanche un'unghia di quelle robe lì. Il campo, quando tu arrivi alle 7:15 a fare la ricognizione, come fa la Lazio un mese fa, che poi vince a San Siro, esce in maglietta e tuta, tutti in mano in tasca, né un cellulare né una cuffia. Ovvio. Tastano il terreno di gioco, si guardano in giro, così capiscono la fortuna di capire dove giocano, vanno a salutare i tifosi immobile, passo passo, dagli spogliatoi va alla porta, tira le maglie della porta, va alla porta, saluta i tifosi, respiri l'atmosfera di 60.000, si può dire una parolaccia? Coglioni che pagano i soldi dell'autostrada, dei viaggi, degli aerei per venirti a vedere la domenica e tu vivi in quel momento il pre-partita con loro. Se tu entri al Milan e sembra la nazionale italiana di disc jockey, con le cuffie, con le antenne, con gli occhiali da sole, con i telefonini, questo è il rudimento. Quando l'allenatore, voi ti rendi conto, io non ho mai sentito nella mia vita, neanche in una squadra di quarta categoria, l'allenatore dopo Roma-Milan, Pioli, la seconda partita, che lui era la terza, che era in panchina, sta parlando, sì, perché mi hanno fatto quella giù, poi si ferma un attimo e dice: il problema qua è che ho la sensazione che vincere, pareggiare o perdere non cambi la vita a nessuno. Io già dopo una frase del genere, lunedì mi presento a Milanello e li prendo uno per uno i giocatori. Scusate, non ho capito cosa ha detto Pioli, me lo spiegate voi? Quando il Milan batte la SPAL, Pioli che dice: io non vado mai negli spogliatoi dopo la partita, sono entrato negli spogliatoi e ho guardato i giocatori e ho detto: come vi sentite oggi? Avete visto che differenza c'è fra vincere una partita e perderla? Però questo non è stato sufficiente, questo è un discorso perché a Torino dice che bisogna che appenda le classifiche, perché a Torino erano tutti soddisfatti. Io a Torino, se entro negli spogliatoi dopo la partita che ho dominato in casa della Juve e che l'ho persa perdi a un quarto d'ora dalla fine per una fesseria, sbaglio il gol dell'1-1 al 90°. E ho avuto io spacco tutto quando entro in spogliatoio. Sì, devi essere veramente arrabbiato. Sembra che si perdano veramente quelle che sono le costanti, diciamo, tradizionali, le situazioni che esistono all'interno di uno spogliatoio, di una società, no? Quindi... Nel tuo mestiere, nel mio, la differenza in tutti i mestieri, a parte il talento e la preparazione iniziale, che abbiamo più o meno, ma la conta poi la differenza la fa l'abnegazione. Se tu ti applichi, se tu lavori tutta la vita per apprendere, per migliorare. Io i grandi campioni che hanno smesso a 40 anni li ho conosciuti tutti dal bene. Totti, Del Piero, Buffon, Vierco, Inzaghi, Seedorf, Costa Curta, Maldini, hanno tutti delle caratteristiche precise, hanno una scheda che li accomuna tutti, sono brave persone, buoni padri di famiglia, sono andati a letto presto per tutta la loro una vita ben precisa. Sì, a letto presto non vuol dire che hanno letto alle 9, vuol dire che hanno fatto una vita regolare. Sono sempre stati i primi a entrare in campo dal martedì al venerdì, parentesi che sono i giorni in cui tu vinci le partite, come ha detto Pioli sabato, ma lo diceva Capello, diceva Ancelotti, diceva allenarti. Le partite si vincono da martedì a venerdì, gli esami degli studenti universitari li passi mentre studi, non quando li vai a dare. Quando vai a dare un esame, se tu hai studiato, hai fatto il tuo, quella è la passeggiata di salute, gli racconti il lavoro che hai fatto in 2 mesi, o sbaglio? Se tu non hai fatto un beato accidente di niente per crescere, chi è cresciuto in questi 3 anni? Questa è una cosa, questo periodo è una deriva veramente negativa, non è una cosa solo del mio. È una cosa veramente allargata che proprio non è facile, probabilmente c'è un'accelerazione degli usi e costumi nei rapporti, nelle situazioni, quindi noi siamo abituati a vedere altro. Tu mi porti degli esempi che sono fantastici, campioni immensi.
riportata a questo, effettivamente già Piontek che dice io, prossima squadra che cambio sono 60 milioni, no, tu incominci. Intanto se vai al Genoa devi fare altri 20 gol e tanto allora forse... indietro. Esatto. Se vai al Genoa, torni indietro, Poi se vai esatto. Andare ancora oggi nell'immaginario mondiale internazionale, andare via dal Milan e andare in un altro club non è mai un salto in avanti. No, ovviamente. A meno che tu non vada al Real Madrid, neanche al Barcellona in questo momento, per l'immaginario, spiego bene, non è per quello che stanno vincendo in questi ultimi anni. Ovvio, è una cosa nell'immaginario del volevi aggiungere? No, io volevo sottolineare proprio che secondo me è proprio il punto focale. Tanti giocatori, se non la maggior parte, come dice Luca, non hanno capito la differenza. Al Milan cosa vuol dire vincere, perdere o pareggiare? Al Milan perdere e pareggiare non è come nelle altre squadre. Con tutto il rispetto, in questo momento i giocatori devono stare attenti a ogni minimo particolare, perché probabilmente la prestazione di Biglia, di Rebic, di Chessy non è stata fatta per il cellulare in mano, ma semplicemente perché hanno sono giocato stati i tre peggiori in campo. sì, insieme a Piontek, tra le altre cose. È che poi se in campo non rendi, il tifoso, se escono quelle immagini, è normale che ti attaccano. In un momento come questo, dove bisogna mediaticamente far stare tranquilla la squadra, una squadra con poca personalità, non c'è gente che si carica sulle spalle la squadra nei momenti difficili, bisogna dare meno adito possibile a delle polemiche inutili e soprattutto, come hai detto tu, sei già chiacchierato, vincere, perdere o pareggiare il Milan non è la stessa cosa. Avevo 25 anni e da Supergol con Maurizio Mosca cominciavo a collaborare con Finimes, andai a Forza Milan e andai per un motivo solo, intanto perché Mosca mi disse continueremo a collaborare insieme in televisione, non ti mollo, perché se no non me ne sarei andato, e dall'altra parte perché faceva parte del gruppo TV Sorrisi e Canzoni, direttore di Forza Milan, e allora accettai perché mi faceva entrare in un mondo importante. Per questo motivo di età, di coetanei, e stando col Milan, io viaggiavo con i fotografi Buzzi, con la squadra, c'era la squadra e noi, quando andava io e Buzzi per le partite, tutta l'epoca Sacchi e primi. L'hai vissuta proprio da vicino. Quindi siamo diventati amici, eravamo quasi coetanei, con Maldini, con Costa Curta, con Albertini, con tanti di questi, e la domenica sera spesso andavamo a cenare assieme. Negli anni 90 l'amicizia è durata nel tempo, che avevamo già vinto scudetti, Coppa dei Campioni, intercontinentali, pareggiavano in casa col Pisa o con l'Inter o col... No, stasera non... Una piva lunga. Da solo, ero single più o meno, no? Che era una grande ape, una grossa ape che volava di fiore in fiore. Ero spesso da solo, dico, ma come, il mio latte da solo, una pizza, no, certo. Ma non soltanto perché era etico, perché erano incalzati neri. Certo, è questo il discorso, perché comunque dovrebbe essere, scusate, dovrebbe essere anche in una qualsiasi squadra. Io ho allenato a livello bassissimo, alla fine se perdevi la giornata era negativa, insomma, per forza di cose. Gattuso l'anno scorso diceva deve bruciare quando il Milan pareggia o perde, soprattutto una partita magari come la Juventus che ha giocato bene. Non va bene, è una cosa che proprio non va bene. Anche perché poi appunto può essere frutto anche di tante situazioni particolari in quella partita, anche perché poi dopo incontri, non so, un Lecce che magari gioca in modo differente per la Juve, magari ti fa anche giocare, no? In un certo modo. Comunque abbiamo tantissimi argomenti, finita la prima parte di Che Calcio Che Fa, andiamo un attimo in pubblicità, un minuto, e poi ritorniamo con tutti i nostri argomenti e poi ovviamente i vostri pensieri a riguardo.
Eccoci, rientriamo qui in studio con i nostri amici Luca Serafini e Alessandro Carra, il milanologo. Abbiamo da parlare di tantissime cose, però la prima parte, diciamo l'inizio della seconda parte, scusate, di Che calcio che fa, riguarda appunto la collaborazione con il Mondadori Bookstore di via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, con questa rassegna Parole e Musiche, musica per il 15° anno del Mondadori Bookstore. È un insieme di incontri con scrittori e ovviamente anche di serate musicali, quindi molto interessante. Ovviamente Luca Serafini ha presentato ieri il suo libro Lady Stalker, quindi ci saranno altri appuntamenti, andate a vederli sulla pagina Facebook oppure sul dépliant, che è ovviamente fruibile nei vari luoghi dove è stato posizionato a Crema. O come ogni settimana la Mondadori Bookstore porta, diciamo, mette in evidenza un paio di titoli e quindi diamo un po' questo spazio. Quindi abbiamo da questa parte Leo Ortolani, Il buio colpisce ancora. Leo Ortolani è il vignettista di Ratman e ci sono alcuni appunto film riportati a livello fumettistica in parodia dal suo punto di vista. È una cosa molto carina e simpatica, e questa sua frase, questa sua citazione: la magia del cinema è incredibile, tutte le volte che ci vado mi spariscono 10 euro dal portafoglio. Questo tanto per dire la battuta. Mentre invece dall'altra parte abbiamo l'altro libro di Fabrizio Gatti, Educazione americana, ed è invece un romanzo un po' noir, ma legato anche a situazioni, diciamo, politiche. Praticamente viene definito un romanzo che nessun agente della CIA ha mai potuto scrivere, perché racconta di una squadra clandestina della CIA al servizio del governo degli Stati Uniti per cercare di condizionare la democrazia negli altri paesi, specie in Europa. Insomma, è un argomento abbastanza caldo forse anche negli ultimi decenni, però vabbè, questa è una cosa molto interessante. Indubbiamente è un romanzo, però ci sono molti dati importanti da questo punto di vista. Quindi Mondadori Bookstore, eccolo qua. E collegato alla rassegna Parole e Musiche abbiamo per esempio un altro intervento da parte appunto di Musica e Colore, dove il figlio dell'organizzatore delle serate musicali, Marco Ravasio, il figlio è Filippo Ravasio, con altri due musicisti, Giona Drovanti al violino e Valentina William, si esibiscono nell'ambito della mostra pittorica a cura dell'associazione GAF. Il concerto viene definito Young Concert perché sono appunto dei ragazzi molto giovani, e si svolgerà sabato 30 novembre alla Ottava Nota in via Marco Bruto 24, con musiche di Corelli, Vivaldi, Bach, Tartini, Purcell e Stamitz. Quindi questo è il concerto. E in ultimo, visto che siamo qua con altri eventi, altre situazioni sempre di natura culturale, visto che prima abbiamo parlato di 120.000, quindi di tante situazioni culturali riguardanti comunque l'aspetto più bello del calcio, abbiamo il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, che organizza dal 23 novembre 2019 al 1 marzo 2020 questa mostra riguardante Giacinto Facchetti. Ora sei una stella, nel ricordo di Giacinto Facchetti, eterno terzino con la passione del gol. E noi sappiamo che nell'immaginario Facchetti è il famoso numero 3, quello che ha sdoganato proprio quel ruolo del fluidificante di fascia. Finiamo questa serie di appuntamenti con un appuntamento fisso che riguarda il Dream Team. Vediamo un attimo la slide. Eccolo qua, il vostro Dream Team. Io vi faccio la domanda, il vostro Dream Team inteso al vostro pensiero riguardo, come ospiti, riguardo ai calciatori che nella vita vi hanno saputo emozionare al di là della propria fede calcistica. Quindi quali sono i calciatori del Dream Team per Luca Serafini? Vediamo, voglio essere stupito ogni volta. Guarda, è un esercizio complicatissimo. Io, siccome ognuno mette del proprio, no? Quindi ero rimasto affascinato e stregato da ragazzo da Sepp Maier, che era il portiere della Germania campione del mondo Bayern nel 74, sì. Tra l'altro che ha avuto un epilogo della vita molto sfortunato e molto romanzesco e non molto felice.
ma era un portiere grandissimo perché era un tedesco da una faccia dura, teutonica, però non riuscivi a detestarlo come generalmente detesti i tedeschi che giocano a pallone, e per quello ogni volta che li battiamo perché sono tedeschi sull'oro di una crisi di nervi, perché quante volte che l'abbiamo... Lui era un grande portiere, grandissimo portiere. E la difesa non ho mai amato quelli un po' grigi alla Zoff. Tu eri più per Albertosi, era il Guascone, insomma. Sì, Guascone, però Maier era leggendario. Albertosi poi ha avuto vicissitudini di vario tipo. Poi la difesa italiana, non c'è un difensore secondo me. Colori rossoneri? Mi sono permesso di fare anche la panchina, io poi tra l'altro. Ho messo Beckenbauer in panchina, che è un altro tedesco che ho amato alla follia. Grandissimo giocatore. E ho messo Gentile, la difesa a 3, perché se tu mi dai da fare la squadra di missioni, i difensori 3 sono anche troppi. Io avrei messo Baresi. Perché su davanti hai messo altra gente, immagino. La squadra dei sogni, Gentile, Baresi e Maldini. Maldini secondo me uno dei più grandi giocatori di sì, perché poi comunque ha giocato da centrale. Lì ci vuole un fenomeno che se la ballavano in due per fare protezione, per creare, erano Iniesta e Rijkaard. Metto Iniesta, se no mi accusano di partigianeria, ma Iniesta era fortissimo, è stato veramente un giocatore immenso. Poi Suarez e Pirlo come centrocampista. Però questa è la cosa, uno fa il lancio e l'altro distribuisce il gioco. Suarez immenso, io l'ho visto poco, fra l'altro io l'ho visto solo 2 anni nell'Inter e poi nella Sampdoria. Andò alla Sampdoria. No, quell'anno che avevano venduto il Milan nell'Inter, Suarez, e l'ho detto alla Sampdoria, 1970. Sampdoriano, un po' dopo, 73, 74, 72. Allora però se lo detti nel 70, credo. No, nel 70 Rodetti vive il dramma che è ma lo vendono l'anno, lui torna nel 71. Vabbè, comunque. Ah sì, tu dici? Sì, perché infatti lui non c'è nel Milan del sorpasso? No, perché lui è incavolato, me l'aveva raccontato, incavolato nero perché nel periodo in cui era in ritiro come 23esimo, doveva essere eliminato uno, poi si era fatto male, si era ammalato Anastasia, richiamano, invece di togliere lui richiamano Boninsegna, e lui nel momento diceva vabbè allora torna indietro, in quel momento lì storico c'era la campagna acquisti solo per la nazionale, quindi torna e il presidente Carraro all'epoca dice che abbiamo venduto la Sampdoria senza né B e né nel A. 70. E dopo iniziava la campagna acquisti per tutti gli altri e quindi lui è rimasto, ha perso tutto insomma in quel frangente. Vabbè, comunque. Va bene, bravo. Suarez, Pirlo e con Iniesta davanti alla difesa, poi metto Rivera, quindi allora il mio è un 3-3-3-1. Bello, ok, metti altri 3 perché non ho esterni. Allora il centravanti sarà un Van Basten. No, aspetta, Iniesta, va bene, Suarez, Rivera, Pirlo, Iniesta, Suarez e Pirlo è la mediana. Ok, il Pelé a destra, Rivera in mezzo, Maradona a sinistra e Van Basten centravanti. Vabbè, insomma. Però per me, io lo dico obiettivamente, e molti interisti sono rimasti d'accordo con me. Van Basten, perché la carriera di Van Basten finisce realmente a 28 anni. 26, 26, perché poi non è più un giocatore. Da 26 anni quel Van Basten lì finisce, e allora Ronaldo dell'Inter, Nazario da Lima, sicuramente entra nel novero dei più grandi di tutti i tempi, perché è un giocatore che... Però il repertorio di Van Basten, come Ronaldo batte le punizioni, tira i rigori, ha grande fisicità, perché Ronaldo come Van Basten è bravo di testa, però Van Basten è leggero, è leggiato, eleganza, sì, allora scendo Van Basten, mi tengo Ronaldo un po' più moderno perché aveva quella capacità, velocità, però voglio dire, sono due giocatori che sono nudi, non hanno una maglia. Per me, io ho amato Ronaldo all'Inter, lascia perdere la parentesi del Milan, che al Milan Ronaldo deve una Champions, perché Ronaldo arriva ciccione, 2007, è vecchio, è già bello, segna 15 gol in 30 partite in campionato e aiuta la squadra, che in campionato aiuta la squadra a svuotarsi dei suoi pensieri in campionato e si concentra sulla Champions, dove gioca poco però comunque vince. Il Champions non gioca proprio lui, non poteva perché aveva giocato nel Real Madrid. Ah giusto, ecco perché, perché infatti non me lo ricordavo come... E non poté giocare neanche l'Intercontinentale a Yokohama nel dicembre l'anno dopo lui. Per infortunio però quello. Per infortunio. Insomma, quindi io ho una panchina che è Yashin, Beckenbauer, Cruyff, Ronaldo
dell'Inter, Nazario D'Alima e Messi. Non ho CR7, questo me ne pento. Questo è nelle penti, vabbè. Però gli altri, sai qual è la differenza? Però il CR7 può stare con questi grandi campioni. Allora, no. ecco, questa è una bella domanda. Secondo me sì. Aspetta che mi siedo così sento. Secondo me se lo merita. Se lo merita fra i più grandi di tutti i tempi, non i primi 11, ma nei primi 20 sì. Perché è un giocatore immenso. Perché poi oltretutto CR7 è il riassunto di tutta la prima parte del calcio che fa. Perché lui ha un grande talento, ma quello del Manchester non sarebbe mai arrivato ad essere il giocatore che è. Sì, diciamo che si è ricreato. No, Cristiano Ronaldo è il più immenso professionista che io ho conosciuto. Diciamo che gli diamo però questo, secondo me, perché quando parli di talento puro devi andare su altri, no? Ovviamente. Però è arrivato a fare, Messi gli vengono così, Messi non ha bisogno. Io di Cristiano Ronaldo sono testimone alla Valdebeba, il centro sportivo del Real Madrid, 3 o 4 volte, non una sola. Finisce l'allenamento, tra l'altro per combinazione 3 su 4 sotto un diluvio, lui si ferma in campo con Di Maria una volta, 2 volte con Di Maria, un'altra volta con Benzema, sempre con Casillas in porta. Loro hanno le sagome alte come sto muro, non usano quelle nostre. A tirare 3/4 d'ora, pum, 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 pum. Vabbè, perfezionista, è perfezionista. Quindi vinci 5 palloni d'oro, è vero, la generazione, ma oggi ci sono dei giocatori, Mané, Salah, Van Dijk per citare quelli del Liverpool, ci sono dei talenti che lo potrebbero meritare. Ma lui è fantastico, lui ha tenuto testa a Messi, Messi è nato miracolato, sì, lui c'è diventato. Dà anche una gran conforta anche il buon campione in essere, nel fatto che puoi diventare il campionissimo se in questo momento particolare del calcio col lavoro puoi crescere e riuscire ad ambire, però deve avere la testa completamente quadrata, in questo bisogna riconoscerlo. Sentiamo invece la formazione di Alessandro, stupiscici. Sì, non c'è molto da stupire, diciamo che le influenze rossonere ci sono e sono ampie, anche perché ho avuto la fortuna di vivere un po' il bello del Milan, avendo solo 40 anni ho visto praticamente solo il meglio, a parte gli ultimi anni e i primi dove diciamo che ero ancora in fasce. In porta metto Buffon, perché Buffon diciamo in questi 20 anni ha segnato un'epoca, non mi ricordo portieri migliori che ho visto in questi ultimi 20 anni, e comunque la continuità di arrivare a 40 anni, anche per il discorso che faceva Luca, il professionismo, il fatto di stare sul pezzo e continuare a lavorare anche a 40 anni in una certa maniera, fare un certo tipo di vita, mi sembra giusto premiarlo. La difesa mia 4 invece, classica, dove soltanto il Milan che la fa da padrona, con Capendolino, Cafù, un terzino secondo me visto rare volte, un'ala aggiunta, un attaccante aggiunto, e negli ultimi anni il Milan ha anche imparato a difendere, ovviamente non come Tassotti, ma diciamo un ottimo giocatore sempre col sorriso. È il giocatore sempre col sorriso, bravissimo, ogni volta sempre sorridente, quindi dava anche entusiasmo alle persone che lo seguivano. Il duo centrale Baresi e Nesta, Baresi per ovvi motivi, il capitano, il numero 6, una persona che è andato 2 volte, molto votato, è andato 2 volte in Serie B al contrario di altri, e poi è stato ricompensato poi dal bello del Milan berlusconiano. Nesta, un difensore immenso, un giocatore veramente che poi lui giocò in coppia con Maldini, centrale fantastico, e Maldini ovviamente è reputo uno dei difensori più forti probabilmente della storia del calcio, sia da terzino sinistro quando era in giovane età, che era un'ira di Dio, sia da centrale difensivo. Come centrale finale. 2 piccoletti in mezzo al campo. Quindi hai cercato di mantenere una struttura. Esatto, Pirlo e Iniesta. Ci siamo, Toglietemi il pallone. Ok, esatto. Ok, e poi 3-1, 4-2-3-1. 4-2-3-1, dove Van Basten come finalizzatore non potevo non metterlo. Okay. E i 3 dietro? I 3 dietro sono Maradona centrali e ai lati Messi e Ronaldo il fenomeno, che secondo me è un giocatore abbastanza vicini come scelta d'attacco. Io mi ricordo il primo anno dell'Inter, addirittura il Ronaldo di Barcellona, l'unico anno che giocò col Barcellona, era un giocatore veramente, non lo prendevi mai. Lo so, infatti tecnicamente è stato un peccato, e di una velocità. È stato proprio un peccato. Ecco, allora adesso ci caliamo, abbiamo poco tempo perché volevamo parlare anche di altre cose, però torniamo alla slide numero 4. Hai parlato di calciatori e quindi vediamo questo 4 qua, questa slide.
Ibra, una perdita di tempo. Allora, nella presunta crescita, diciamo, del Milan di questo periodo, quindi anche un po' rinascita, rimettere in sesto un po' i cocci, un giocatore del genere ci può stare per un insieme di situazioni e far crescere appunto quello che si diceva, magari lo spogliatoio, cercare di essere più sul pezzo, oppure è una perdita di tempo perché per un anno e mezzo tu hai questo giocatore che è abbastanza ingombrante? Voglio sapere, come dite, da tutte e due, sentiamo Luca. No, il fatto è che un anno fa Ibrahimovic avrebbe portato il Milan in Champions League perché bastava fare un gol. Bastava che tu segnassi un gol a Bologna, un gol o a Frosinone, un gol da Parma e saresti... Adesso invece dici che... Adesso è propedeutico e terapeutico ai calci nel sedere, come un anno fa lo sarebbe stato, per questo quindi lo vorresti con questa Io lo vorrei visione? però l'avrei voluto volentieri, perché poteva insegnare a questi qui come si fa arrivare in alto e come si fa a restarci. Però io sono abbastanza convinto che lui, per venire in una squadra dove il massimo aiuto che può dare è da 14esimo a portarlo ottavo e a prendere meno soldi che prenderebbe in Arabia o in Cina, anche se in Cina non va. Non vi posso dire, cioè ve lo dico perché si sente ancora giocatore, lui si sente giocatore, io lo condido perché certo. Si arriva a 40 anni, oggi le aspettative di vita è sano, è robusto, è di grande costituzione. L'offerta del Milan è distante dalle sue richieste e l'unico motivo per cui lui alla fine può decidersi a scegliere Milano, come spesso succede nella nostra vita, è la moglie, che ama questa città, ama la vita di questa città e lei sarebbe disposta a fare il sacrificio per venire a Milano, ma aiuta. Beh certo, tutto il comparto deve stare bene. A Torino vinco la partita e batto il Napoli. Con Ibrahimovic, la partita che gioca il Milan a Torino con Ibrahimovic e quella che gioca col Napoli, la rigiochi con Ibrahimovic, non è che sto scaricando Piontek, ma con uno che certi errori non li fa e la partita te la fa vincere. Io ho già 5 punti in più. Certo. Sono già come lo vedresti, anche poi domando anche ad Alessandro, come lo vedresti come posizione in campo? Perché lui già nell'ultima parentesi del Milan era un po' più indietro, un falso 9 dove faceva segnare gli altri, Sano, Novicelino. Va bene, quindi dice così. Sentiamo invece Alessandro, posizione in campo e se sei per il sì, ovviamente. Io sono parzialmente d'accordo con Luca finalmente, perché altrimenti dicevo copia in parzialmente perché altrimenti... Parzialmente perché sono d'accordo sulla posizione di Ibrahimovic, ovvero quella che deve venire qua a prendere a calci nel sedere tanta di quella gente nello spogliatoio. Secondo me sarebbe utilissimo. Il problema è che Ibrahimovic viene per fare questo perché è il suo carattere, il suo ego, e lui è uno che non ci sta a perdere, non gli piace perdere, neanche pareggiare, quindi la mentalità è quella giusta. Il problema è che io non sono sicuro di quello che possa dare in campo questo Ibrahimovic, perché Ibrahimovic che ho visto nella MLS onestamente è lontano parente di quello visto nel 2011 nel Milan, anche quello visto nel Paris Saint-Germain, e questo è il mio dubbio. Aveva molta più utilità lo scorso anno. Ma quello di adesso è meno forte di Piontek de Leao? Così com'è? Non lo so, secondo me siamo sullo stesso livello. So che posso dire un'eresia. Però uno sa e l'altro no, non ancora. Vero, però siccome c'è anche un discorso economico da valutare, Piontek e Leao sono stati due investimenti. Però in un discorso di fair play finanziario, dove abbiamo due investimenti pesanti che sono Piontek 40, Leao 30 insieme a Paquetá che è un altro da 40 milioni, io proverei, dove non abbiamo nulla da dare se non fare 40 punti in fretta e poi pensare alla prossima stagione. Bene, io dico una cosa, se tu decidi di dare, credo, più di 4 milioni a due dirigenti, Maldini e Boban, perché sei un fondo che si è occupato di tutt'altro per tutta la tua vita ed è la prima volta che entri nel calcio, se loro ti dicono una cosa, tu li devi assecondare. Allora, se loro ti stanno dicendo da un anno, prima di Boban Leonardo e prima di Leonardo Gattuso, che il Milan ha bisogno non di un Ibrahimovic, ma possibilmente 2 o 3, parentesi, Gattuso va via dal Milan, aveva già deciso di andare via, però Gazzidi se respingono e tu rimango, però io vorrei, basta 20 anni, ne abbiamo già 20, Ribéry, Benatia e Ibrahimovic. Ma questi 3 qui vengono, mi cambiano lo spogliatoio.
e quindi poi mi cresce danno anche comunque un po' di valore aggiunto, lo danno per secondo, forza, la bravo. difesa, Io lo metto nel momento. Oggi arriva Ibrahimovic nel campionato italiano, dopo CR7 è il più importante che c'è nel campionato italiano. Sì, a livello mediatico io non sono convinto. Mediatico, CR7 non è più quello di 2 anni fa, sta facendo Vero, fatica, vero. segna meno. Ma ragazzi, ma quando tu hai un valore aggiunto come questo, l'anno scorso a me serviva un gol da Ibrahimovic. No, ma io sull'anno scorso sono d'accordissimo con te. Quest'anno, non avendo obiettivi, devo valorizzare la rosa. Comincia a dare i soldi a uno che insegna. E chi sta fuori, Luca? Chi sta fuori? Non mi interessa, uno che impara come si fa. Però rischi di perdere un investimento economico, dobbiamo pensare anche a quello purtroppo. Ma questo sono affari di Elliott. L'investimento economico, se i dirigenti che tu strapaghi ti chiedono 2 o 3 veterani che insegnano, tu l'investimento non lo butti via, perché insegni a quelli che hai pagato 20, 25, 30, 35 che non stanno crescendo di 1 millimetro, perché il nostro amico Suso ha 26 anni e da quando è arrivato a 5 anni fa non è migliorato di 1 millimetro. No, perché poi dopo comunque, scusami Luca, poi così è per Leao, per Piontek, ma per tu continui anche a mettere dei prospetti nuovi, anche giovani, e questi continuano ad aumentare la melassa. Perché la mediocrità ti trascina in basso. Se tu fai lo scambio a gennaio, Sensi Benasser, uguale. Benasser diventa forte come più di Sensi, e Sensi si perde via. Diventa molto peggio di Benasser, che anzi invece nel Milan sta facendo bene. Perché? Perché ti tira sotto Qui è arrivato Higuain, Bonucci, devi avere la poi personalità. dovevano essere loro in teoria essendo carismatici, invece non però devi arrivare, oltre che un esperto con gli attributi, con la personalità. Ibrahimovic non sprofonda. Allora, abbiamo ancora delle slide veloci, voglio risposte veloci perché ci siamo dilungati benissimo su questi argomenti, Milan, non Milan, calcio, sono situazioni che riguardano il calcio a tutto tondo, lo spogliatoio, la società, i rapporti tra le persone, quindi questa è una puntata veramente, come si può dire, da incorniciare per ciò che riguarda appunto il calcio in senso generale. Che può essere, diciamo, declinabile nell'Inter, nel Milan, in qualsiasi situazione, no? Quindi, perché dopo alla fine gli elementi sono questi che concorrono. Slide numero 5, vediamo, botta e risposta, andiamo avanti, siamo dei romantici, come vedete questo qui è il vecchio Wembley e il nuovo Wembley, quindi ovviamente gli inglesi che sono dei conservatori l'hanno buttato giù per fare comunque new business e comunque rimettere a posto una struttura che aveva qualche problema. Noi siamo dei romantici, una risposta molto veloce, è chiaro che sapete benissimo di che cosa sto parlando, quindi lo stadio di San Siro bisogna buttarlo giù, ricondizionarlo, aspettare un'altra proposta, perché qua ci stiamo girando un po' attorno. Allora guarda, io ci ho messo la testa in questa roba, intanto in Inghilterra hanno rifatto il Dedel, che adesso è St. Mary's del Southampton, hanno rifatto Anfield Road, ne hanno rifatti tanti e si piegano al sentimentalismo. Questa è casa nostra, San Siro, ma so per certo che non è pensabile ristrutturarlo, non è pensabile per la metrica, per le voluminosità, per la cubatura, per la cubatura, ma soprattutto per la struttura. Non si può sistemarlo San Siro, sistemarlo o va raso al suolo o va puntellato per fare gli ultimi anni, ma certamente può essere adibito ad altri eventi mirati per certe cose. Wembley vecchio fa più di 200, cioè Wembley fa più di 200 eventi all'anno, non ci gioca nessuna squadra di club. Fanno concerti, partite della nazionale, fanno quello che è già una cosa differente. Tu usi San Siro per il Milan e l'Inter femminile, tanto per cominciare, per i concerti, per le manifestazioni, ma c'è bisogno quindi allora possiamo iniziare con un secondo stadio a 200 metri. Sì, posso dire una cosa, vorrei iniziare col secondo e terzo stadio, quello del Milan e quello dell'Inter. Ok, va bene. Sei d'accordo? Concordo perché cioè io San Siro ovviamente per cose affettive, perché hai 1000 ricordi. Però lo perdiamo, sì, non lo perdiamo come struttura, lo perdiamo come, diciamo, facitore di gioco e di emozioni, no? Perché, purtroppo quello c'è il calcio femminile, però bisogna guardare avanti e bisogna mettere da parte i sentimenti. Quindi allora 3 stadi allora. E ovviamente io sarei per i 3 stadi, io con quelli lì non voglio più dividere nient'altro. San Siro ce lo siamo ritrovati
ritrovati, ce li siamo ritrovati. Non dico il nome perché poi comincia ad avere un po' di prurito. Se proprio dobbiamo fare uno stadio nuovo, ognuno a casa propria è possibile, ma che poi secondo me il derby diventerebbe più bello perché poi senti ancora di più la trasferta perché vai a giocare veramente in uno stadio diverso. Il derby nello stesso stadio che non era di proprietà è stato affascinante per tutta, come all'Olimpico, diciamo, come a Torino per tanti anni, a Genova, perché siamo noi. Ma se è di proprietà di tutte e due, no, sono d'accordo con lui. Io dico l'Inter e l'interisti. Allora, visto che mi avete pungolato su questa idiosincrasia nei confronti degli interisti, chiedo alla regia la numero 10, ecco, vediamo, Balotelli scommessa persa, lo vorreste a gennaio? Prendete Ibra, prendete anche Balotelli, no? Scherzosamente. Sono buonista, io lo comprendo, ho studiato a fondo anche la sua situazione, avevamo realizzato un servizio con Paolo Ziliani molto bello per l'interesse del servizio, non perché l'avessi fatto io, parlando con sua sorella Cristina, con il suo primo allenatore Salvioni, con lo psicologo bresciano. Balotelli è un bravissimo ragazzo in origine, che a 11 anni vince un torneo, una finale con il Concesio, un quartiere di Brescia dove giocava. 3-1 con tripletta di Balotelli, mentre tutti festeggiano, l'allenatore non lo trova più e negli spogliatoi degli avversari a incoraggiarli e abbracciarli uno per uno perché stanno piangendo i ragazzini di 11 anni. Fa degli scherzi innocenti, uno divertente di società, ma Balotelli ha la sindrome dell'accettazione, che è la conseguenza del rifiuto. Lui ha un'infanzia e poi un'adolescenza molto complicate che noi non possiamo neanche capire minimamente cosa vogliano dire, perché è stato abbandonato in un ospedale e per 2 anni, mentre si forma la sua personalità, il suo carattere, lui è la mascotte degli infermieri, niente di più. Poi viene affidato ai Balotelli, non adottato, perché è un passo precedente. Tutto questo per dire che la sua sindrome, che è una sindrome dell'accettazione, io vengo qua e ti rovescio la scrivania e ti guardo. Se tu vieni qui, rimetti a posto la scrivania e non mi dici niente, siamo amici, perché vuol dire che tu mi accetti per come sono, non mi fai domande e non mi rimproveri. Sei così, ti voglio così, perché è quello che lui non ha avuto nella sua vita. Il problema è che poi nella vita qualche cosa l'esistenza gli ha restituito, forse non in termini affettivi e familiari che non potrà mai avere, però ha un fratello che gli vuole un bene dell'anima e col quale convive, ha degli amici, ha avuto delle donne, ha talento, ha fama, ha popolarità, non compensano le cose dell'anima, però anche aiutano. Molte cose, ecco, io questa mancata correzione della sua vita non gli perdono. E purtroppo aveva ragione Mourinho. Nel 2010 diceva, 2010, fra 10 anni parleremo di Balotelli alla stessa maniera. Sono passati 9 anni e parliamo di Balotelli alla stessa maniera. Infatti, quindi questo sei d'accordo? Lo voglio dire. Assolutamente. Andiamo avanti allora con un'altra slide velocissimamente, la numero 7, vediamo la numero 7. La ripresa del calcio italiano, Alessandro, il turno infrasettimanale della Champions più i risultati della nazionale sembrerebbero un po' lenire la mancata qualificazione per il mondiale del 2018 e un po' una situazione in generale che continua a dare poco credito al calcio italiano in sé, anche perché poi ci sono delle situazioni non ottimali nelle varie categorie, no? Quindi sei d'accordo che magari è stata un'onda bassa e adesso si sta risalendo? Sì, piano piano e lentamente, ma non troppo, visto che comunque la Juventus in questi anni è riuscita a fare 2 finali Champions, grazie a Dio perdendole, però diciamo che c'è un andamento positivo, anche perché ricordiamoci che quest'anno tra le 4 c'è una squadra che è la prima volta che partecipa alla Champions League come l'Atalanta e ancora può qualificarsi fino all'ultima giornata. L'Inter che l'anno scorso arrivò quarta, ricordiamoci non terza per via degli scontri diretti, è riuscita ancora a tenersi in gioco in un girone difficile e ha il destino nelle sue mani contro il Barcellona nell'ultima giornata. Il Napoli ha fatto un ottimo punto a Liverpool ed è primo nel girone se non sbaglio,
la Juventus pur non facendo un calcio scintillante, che è un po' che quello che stanno rimproverando a Sarri, perché sembra veramente un copia e incolla della Juve d'Allegri, però si è qualificata con 2 giornate di anticipo, quindi mi sembra una parte dei gironi europei fatta bene, la nazionale ha fatto bene, o comunque un progetto di là del girone che poi vabbè non era complicato, però anche gli altri gironi non è che poi fossero così ma anche gli altri anni impegnativi, no? Quindi... anche gli altri anni la nazionale i gironi non erano complicatissimi, magari avevi la Spagna di turno, però facevi fatica. Insomma, quello del mondiale si sapeva che saremmo arrivati allo spareggio. Si sapeva già, vinci facile le partite che devi vincere, mi sembrano allora, ci mancano pochi minuti, abbiamo da dire alcune cose, non abbiamo parlato del campionato di calcio, quindi lasciamo perdere la classifica, andiamo direttamente alla 17esima slide, così vediamo il turno successivo di questo weekend calcistico. Quindi andiamo, 14esima giornata, io faccio sempre delle fasce in base a quella che per me rappresentano le partite più interessanti. Abbiamo il derby lombardo Brescia-Atalanta, poi abbiamo 4 partite dove c'è Napoli, Inter, Cagliari e Roma, che sono le squadre a seguire della Juventus, che incontrano delle squadre abbastanza impegnative, un Bologna che è un po' comunque interlocutorio, però comunque in crescita, una Spal che è sempre un po' particolare da incontrare, il Cagliari che incontra la Sampdoria, che ha dato un piccolo segno di risveglio, e il Verona che è in casa è difficile da superare, specie poi per una difesa abbastanza imperforabile. Poi abbiamo un Parma-Milan che è una partita non facilissima per il Milan, un trittico che è Genoa-Torino, Fiorentina-Lecce e Lazio-Udinese, dove forse la Lazio tutto sommato però l'Udinese è sempre una squadra un po' rischiosa da incontrare, ma anche il Lecce per la Fiorentina e il Genoa che sta veramente avviluppata nel fondo classifica, con un Torino che non è quello dell'anno scorso, sembrerebbe. Sono 3 partite comunque anche queste un po' complicate. L'ultima non mi dice molto, uno Juventus-Sassuolo che in teoria, anche se c'è stato il turno infrasettimanale. Allora, se di esempio, se doveste andare a vedere una partita, vi domando quale di queste, al di là della fede calcistica, andreste a vedere, tolto Parma-Milan, visto che siete milanisti. Ma Brescia-Atalanta non gliele metti, quindi preferisco qualcosa ma almeno a livello pittoresco, coreografico, almeno più rilassante. Ma non saprei, non è che ci sia una giornata particolarmente... Sono un po' interlocutoria, non ci sono degli alti e bassi. Pensa che sì, non ci sono alti e bassi, proprio al di là della fede calcistica, Parma-Milan può essere una partita interessante. Sì. Perché il Parma è abbastanza animo leggero e il Milan di Pioli gioca in maniera molto diversa, anzi questa è la prova del 9 reale, perché affronta una squadra. C'è una squadra che ti dice vieni fuori. Livello, adesso mi dispiace dirlo, ma il suo pari grado. Non c'è niente da fare, Juventus, Lazio, Roma e Napoli. Sì, perché poi quelle altre squadre, appunto, incontrate dal Milan, quelle top, diciamo, di alto livello, ti lasciano qualcosa, perché ti fanno giocare, perché devono imporre il proprio gioco. Queste qua invece... Beh, oddio, sì, tu prima hai detto la Juve ti fa giocare, no, però un po' di spazio te lo consente. Sì, però, insomma, dietro c'aveva Chiellini, c'aveva De Ligt, insomma, non è stata facile. Ha giocato una grande partita, ma il Milan ha giocato bene con le 4 grandi, molto bene, ha perso per degli errori individuali, sì, perché questo... onestamente l'altra sì, Inter-Spal, perché anche la Spal è una squadra propositiva e l'Inter sulle ali dell'euforia per la partita di Praga, perché era un girone francamente già compromesso e quella era una partita fondamentale, anche adesso è molto complicata. Una delle 2 milanesi, essendo qua a Milano, essendo freddo, me ne vado a vedere Inter-Spal. Sì. Okay. Siccome ho molti amici a Ferrara, vado con loro. Chiaramente va bene, dopo si va a mangiare insieme, esatto, quindi, certo, no? Quindi... esatto. Una scampagnata, un culatello, dai, tranquillo. I miei amici della Spal. Io sono molto... Ma sai chi tifa per la Spal? Paolo Rossi, l'artista, il comico. Perché lui non era interista? Ma lui l'ho incontrato 2 o 3 volte ultimamente a cena insieme, abbiamo chiacchierato e mi sono rassegnato, sì, perché io l'Inter l'ho scelta come squadra di primo livello, ma la mia squadra quando si era ragazzi la Spal era affascinante, sì, no? sì, ma lui negli non anni so se 60-70. parenti di Ferrara, poi sì, era una squadra affascinante, sì, polisportiva. Dai, e tu invece? Velocemente, Brescia-Atalanta ovviamente è una partita con gli elmetti, ma è un derby molto caldo, molto sentito ed è bello secondo me da vedere.
e c'è Verona-Roma che secondo me è una partita non da escludere, perché il Verona gioca un buon calcio. Bella, è vero, effettivamente io il Verona non vedo neanche se c'è Real Madrid. Assolutamente, concordo. Tu non puoi capire, è una cosa che riguarda me e lui. Sì. A Verona non andiamo. Sì, no, Diciamo che ma anche il Chievo, non faccio ancora al limite il Chievo. Ma neanche Marco quello. Aurelio Bentegodi, Marco Bravo, Esatto, sì. bravissimo. Vabbè, Questi sono i più brutti d'Italia come visuale. Sì, brutto, no, è brutto come stadio. Beh, ma anche l'Inter ha fatto un 2-2 contro il Chievo nel famoso 2002. Chi è? All'ultimo minuto pareggiò il Chievo e noi perdemmo dopo la partita contro la Lazio, no? L'Inter, infatti. Se avesse vinto l'Inter quella partita lì non ci sarebbero stati più. Che peccato. Fulvio. Quindi ci unisce in qualche modo. Se la cosa non ti può consolare, il Milan a Verona ci ha lasciato due scudetti. Due scudetti, lo so, 89 anche, va bene, vabbè, insomma, tempi abbastanza graziosi. Andiamo avanti, siamo in chiusura della trasmissione, non voglio in qualche modo celebrare Che Calcio Che Fa, comunque Che Calcio Che Fa ha avuto un riconoscimento dal Festival dello Sport di Macerata come trasmissione questa per ciò che riguarda la trasmissione radiofonica, quindi ringrazio indubbiamente tutto lo staff che ha conferito questa menzione particolare del Festival Overtime. Andiamo, eccolo qua, questo è il premio che è una stampa bellissima con una tecnica nuovissima, sembra veramente un pastello. E poi dopo invece andiamo con la slide che riguarda sempre il nostro appuntamento con la beneficenza, che è la nostra campagna Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick. Io lo dico ogni volta, l'associazione è per-emma.it, l'Iban perché bisogna andare al sodo, IT 63 Q di quadro 030 6909 6061 0000 0133 443 ogni giorno per Emma. Prossimi appuntamenti di Che Calcio Che Fa, che sono più o meno gli stessi ma li rinfreschiamo, ovviamente in TV siamo sempre al venerdì alle ore 21, ricordatevi la replica di domani alle ore 18 al sabato, in radio lunedì alle ore 17 seguendo su cvmusicradio.it e sul web checalciochefa.com. Siamo arrivati alla fine della trasmissione veramente, io avrei proseguito ancora per un'altra ora con i nostri ospiti a parlare di calcio, amabilmente lo faremo settimana prossima, quindi ringrazio Luca Serafini. Ciao, grazie a voi, è stata una bella ora e un quarto tosta. Grazie, benissimo, e ringrazio Alessandro Carra, il milanologo. Grazie Fulvio, grazie per l'invito, sempre gradito, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Benissimo, grazie, noi ci vediamo settimana prossima, altri ospiti, altre storie da raccontare riguardo al calcio. Ciao.